Andiamo via, andiamo. Allora, sì, il sondaggio. Il sondaggio. Già, davvero. Allora se ne parla. Sì, parla. Si notava la musichetta fosse quella di sì, era quella. Allora, questa settimana c'è il povero arabo Pezzo de Merda, che non è un'offesa, no? È così un simpatico appellativo. Ebbene, non riesce a far dire Filiberto alle persone a cui telefona. Perché? Perché, che ne so io, perché Filiberto è un serpente che è scappato dalla cesta. La cesta è vuota e il serpente è entrato in una casa. Lui telefona in questa casa e c'è il serpente entrato lì. Allora, insomma, quindi capisci che, insomma, come dire, come sa fare? Che ne so io? No, allora, vabbè, facciamo così. Io ci provo. Io ci provo. E vediamo che cosa succede. Sì. Sì. Ecco. Sì. Scusa. Non so che cosa mi succede stamani, non mi ricordo più di nulla. Vedi, c'ho da aprire il telefono, il quale se non è aperto non funziona. Appunto. Questo è il sondazzo, vero? Sì, è il sondazzo. Sì, no, per carità di Dio, era e lo è ancora il sondazzo, quindi facciamo un numero, un numero, e facciamo l'arabo pezzo di merda, c'è l'arabo pezzo di merda, e allora l'arabo pezzo di merda, ecco, sì. Ora vediamo se risponde qualcuno. Vediamo se... Pronto? Buongiorno. Pronto? O chi era questo morto di sonno, questo zombie che mi ha risposto? Cioè, ho detto pronto, ho detto buongiorno e questo ha riattaccato. Io lo richiamo. Lo richiamo sì. Lo richiamo. Sì, lo richiamo. Abbi pazienza. Oh, che sistema è quello? Pronto, ma lei vivo o morto? Ma io sono Pratesi, lei ha sbagliato. Ma scusi, io non ho detto il cognome, ho detto lei vivo o morto? Lei mi importa un cazzo come si chiama? Voglio sapere se lei risponde o riattacca. Riattacco perché pronto, io credevo che fosse uno scherzo, mi scuso. Ma quale scherzo? Io sono persona. No, scusa, Ho capito che ha sbagliato, ma io ho detto... io non ho sbagliato, ma io pensavo, mi scusi, fosse qualcuno scherzava, capito? E mi scuso lei perché è una persona per bene. Io mai fatto scherzo, ho sempre sondazzi. Dunque, io sono Pratesi, non sì, d'accordo. Allora... No, ma mi deve capire. Sì, che delle volte c'è dei mascalzoni, lei è una persona per bene. E lei chi gli ha detto? Giù, e delle volte fanno Va bene, ma lei chi ha detto che io persona per bene? Io sono arabo. Va bene, mi scuso. Allora, posso parlare? Sì. Io arabo, mio nome Pezzo di merda. Allora, io faccio incantatore del serpente. Mio serpente è scappato dalla cesta, no? E mi hanno detto, guarda, è entrato in casa di quel signore e mi hanno dato il numero. Io ho telefonato perché voglio sapere se mio serpente, Filiberto si chiama, è entrato in casa sua. No, non si è visto nulla. Sicuro? Sicurissimo. Può provare a chiamarlo per farmi il favore me? Per chiamare Filiberto? Prova. No, ma non ce n'è. Ma lei prova a chiamare, non costa nulla. Io abito. Non mi frega, io so dove abita, mi hanno detto abito lì e io sono qua a bar a telefonare. Sì, d'accordo, mi dica anche quanti peli di culo c'è lei nel buco, ma io volevo sapere. Questo è proprio, è duro. No, nessuno vuol dire Filiberto, perché nessuno vuol dire Filiberto? Che non costa niente, eppure non lo dicono, io l'ho richiamato, quello vuol dire come si chiama e dove abita, e poi io sono una persona per bene, improvvisamente sono diventato una persona per bene, prima facevo lo scherzo, poi sono diventato per bene, poi ora non so più per bene, insomma, valuti un po' più attentamente, caro signore, lei valuti.
Pronto? Questo non mi sembra normale. Ma adesso che chi c'è? Mi deve dire il nome che c'è. Io so come sono. Non avrebbe dato tanta soddisfazione che... Ora non sono occupato. Vaffanculo. Ma come si permette? Sentite cosa dicono. Ha detto vaffanculo. Io mi deve dire che è lei. Chi vuole? La signora sta dicendo a lui cosa avrebbe dovuto dire. Chiamassero con le tue, tanto niente, anche solo 3 volte sbagliato. Scusano loro. Ho fatto questo numero, ma è il mio. Sì. Dà tanta soddisfazione. Mi deve dire chi chiama. E io gli dico chi sono io, vuol dire che... appunto. Già. Giù. Rumore di roba che sbatte. Lì passano motorini, passa di tutto. C'hanno la finestra aperta, vedi? Quindi il serpente può essere veramente entrato dentro. Ho movimentato un attimo la loro vita, zombistica, però non tornano al telefono. Li lasciano solo. Sì, a domanda, E senza serpente. dice mi scuso. No, io mi sarei scusato, lei che mi deve chiamare più, che c'è? Di cosa c'è? Intercettazione ambientale. Un foglio bianco, una busta bianca, una bustina bianca, non bianca di nylon, bianca di fogli così. Che c'è? Una cosa bianca. Mamma mia signore! Dico io. Ma che? Ma sempre continuare a rompere così? Ma se mi Sembri hai Pacciani. fatto- Quando fece l'intercettazione ai Pacciani. Sapevo dov'era. Ma non è. Giù, passa un autobus. Lo sai che io me ne vado, no? Pronto? Pronto? Basta, non si può mica andare avanti così, ma ragazzi, ma che senziamo davvero? Ma insomma, questi ora stanno il telefono staccato tutto il giorno e parlano, ma a noi non interessa, capito? Noi vogliamo andare avanti, sempre avanti, e quindi vediamo che cosa succede alla prossima. Alla prossima telefonata. Benissimo, Arabo, vieni qui, dai, fatti sentire, imponiti un pochino, che questa settimana non sai importi, e allora io sono costretto a fare domande strane alle persone, come è successo ieri e l'altro ieri. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Chi è? Io Arabo. Mio nome, sa come mi chiamo io? Come? Pezzo di merda. Lei ride, eh? Dimmi chi sei. Mi chiamo Pezzo di merda. Io vengo da grande famiglia araba. Mio fratello si chiama Testa di cazzo. Ma senti lì. E mia sorella si chiama Pezzo di ficca. Là. Sì, che ha sposato un bravo ragazzo che si chiama Faccia di culo. Ma senti lì. Mio cugino si chiama Cazzo di cane. Là. Ho un nipotino piccino che si chiama Vaffanculo. Mia mamma si chiama Mezza Sega. Là. E mio babbo un culo gallina. Ma senti lì. Io ho perso il mio serpente perché io faccio un cantatore di serpente. Un cantatore di serpenti? Sì, ho perso il mio serpente che si chiama Filiberto. Ho capito. L'unico nome. Allora c'è da dirmi qualcosa? Mi hanno detto che il mio serpente è scappato da cesta e è entrato in casa sua. Maria Santa. Lei mi deve dare una mano, deve chiamare Filiberto. Mi chiama Filiberto, per favore. Filiberto, chiami. Allora, ha voglia di chiacchierare ancora? No, io voglio che lei chiama Filiberto. Lei chiama Filiberto? Ciao. Filiberto? Fanno di tutto, meno che chiamare Filiberto. Sti fottuti. Questa la richiamo. No, questa la richiamo. Era simpatica, rideva, ma non ha chiamato Filiberto. Fanno tutto meno che chiamare Filiberto. Ma cosa gli costa? Certe volte io ho fatto l'Arabo Pezzo di merda, tutti chiamavano Filiberto. Qui nessuno chiama Filiberto.
l'ho richiamata, sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Allora? Come allora? Scusi, guardi, io sono qui nel bar, c'è un arabo che sta telefonando a voi. Ma m'ha va detto... a cagare, stronzo. A chi? A chi stronzo? Madonna ragazzi, questo io lo richiamo per tutto il sondazzo. Va a cacare stronzo, non gli ho detto nulla di male, non l'ho offeso, ho detto niente. Va a cacare stronzo a chi? A chi? A quello del bar? Ma non ti permettere mai. Ma va a cacare stronzo. Ma va a cacare stronzo. Ah, chi va a cacare? Chi va a cacare? Ora lo vediamo. Basta. Chi è che va a cacare? Chi deve andare a cacare? Te! Cacata! Hai capito? E non alzare la voce con me, hai capito? Altrimenti vengo lì e ti cacco in faccia! Hai capito? Vergogna! Chi va a cacare? Chi? Forse era attaccato. No, questo lo richiamo. E io lo richiamo. Ma che scherziamo davvero? Ma ti rendi? Va a cacare stronzo a chi? Rispondi se sei un uomo. A te? A me? Sì. Bene, guarda, io ho registrato la telefonata. Farò l'uso che ritengo di dover fare Di di rompere i coglioni alla gente. Rompire? Sì. Rompire? Rompire? Ma vergognati, ignorante! Non si dice rompire! Come si dice? Rompare! Si dice rompare! E te non puoi dire rompire, si dice rompare i coglioni, hai capito? E se te dici rompire, sbagli! Hai capito? Vergogna! Ignorante! Ha detto rompire! Dice rompare, si dice, vero? E io l'ho richiamato, rompire. Me lo stanno dicendo in diversi, rompire, è vero? Sempre per quanto riguarda i coglioni. Ma non c'è da fare nulla, è cata! No, che ata! A me tu me lo dici, Ma capito? va a fare un culo un'altra volta. Che io sono fiorentino, capito? Te sei un culaiolo. Culaiolo? Sì. E te sei un buhaiolo? Te sei un... Che? Cosa? Come? Oh, se capivo l'ultima parola. Allora. Culaiolo. Io lo richiamo. Ma guarda, ma che elemento, ma che tipo è questo qua? Ma guarda, ma è roba, ragazzi. Non lo so io. Di questo fiorentino così si incazza ancora di più perché ce l'hanno fiorentini, ce l'hanno tutti i fiorentini, tutti ce l'hanno fiorentini. La moglie è sparita dalla circolazione. Forse potrebbe tornare in auge, non so. O potrebbero aver anche deciso di tagliarmi gli alimenti proprio. Hai capito? Che gente c'è nel mondo, ragazzi. Madonna. Che gente. Madonna, che gente c'è nel mondo. Diamo 2 squilli ancora a questi rompire coglioni. No, c'è molta gente che lo dice, rompire. No, forse loro pensano che sia giusto, ma per carità di Dio, io penso di no. Vabbè, niente, andiamo avanti. Ci siamo già rompiti i coglioni abbastanza con queste persone, per cui facciamo un altro numero. Esatto, che gente c'è nel mondo. Tu ti puoi dire nulla, subito. Rompire. Sì, da quelle parti lo dicono parecchio. Che si possa fare? Pronto? Pronto? Sì. A lei piace rompire i coglioni? Pronto? Sì. A lei piace rompire i coglioni?
Scusi, ma chi parla? Io sono uno che ama rompire i coglioni. Vuole sapere se piaceva anche a lei? Ma come? Ma come? Parlo la loro lingua e non mi rispondono? Bisogna che... no, lo richiami, no? Sì. Si richiama subito. Ma perché ora cominciano le domande strane, no? Va, figurati. Pronto? Rompire o non rompire? Questo è il problema. Lei che dice? A lei piace rompire i coglioni? Se rompi per conto suoi coglioni. Non ho capito, non ho capito bene, ho capito solo coglioni. Va richiamato perché ora questa è una donna, indubbiamente. L'uomo non ha abbastanza, collaborato, per cui sicuramente dobbiamo cercare di fargli esprimere maggiormente le sue idee, e quindi ho richiamato, sì. Rompire o non rompire, questo è il problema. Ecco, hanno rompito. Niente, hanno rompito la telefonata e quindi andiamo avanti, per carità, ma ci mancherebbe altro, ma figuriamoci, ma dai. Ieri cosa chiedevo alla gente? Non mi ricordo più. Se avrebbero volentieri scambiato il loro culo con quello di un'altra persona. No, oggi non farò questa domanda, no, per carità di Dio, ma ci mancherebbe altro, non sono domande da farsi, ecco, quelle sono cose che fanno rompire veramente i coglioni. Qui però non c'è nessuno, se non c'è nessuno è inutile, quindi si va a fare un'altra telefonata, un'altra telefonata. Del resto, quando dico sono fiorentino non butto via nulla, perché è vero, quindi no, per dire, no, cosa c'entra? Vediamo se ce l'hanno un fiorentino, dai. Allora... risponde la segreteria telefonica di uno che mi ha rompito i coglioni e quindi vado oltre perché non c'è voglia di rispondere oggi alle, segreterie telefoniche, e quindi facciamo un altro numero, sì, un altro, sì, ecco, questo è un bel numero, mi sento proprio, che gli dico? Se risponde di qualcosa, ma se non risponde, che gli dico? No. Niente. Ma non c'è. Non me lo posso inventare. Io potrei anche fare una vocina e far finta che ci fosse qualcuno, no, per dire, no, ma no, non me la sento. Sarebbe una falsificazione doppia. Già falsifico le situazioni e le cose da parte mia, non voglio falsificare anche le voci e le reazioni degli altri, per carità di Dio, quelle devono essere genuine, vere. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Chi parla? Senta una cosa, io sono fiorentino, va bene? L'ho capito. Ecco, l'aveva capito? Sì. Ecco, lei c'ha qualcosa contro fiorentini? No, assolutamente. Bravo. C'ho solamente un po' di raffreddore. Ah, ma quello non c'entrano fiorentini? Non mi sente strano per quello, mi dica. Ma le suonava un telefono lì? Sì, non si preoccupi, mi dica. Ah, le dico, senta, dicevo, ora scherzavo al fatto del fiorentino, perché io ho un bar, no? Sì. Qua, e mi si è rivolto a me un signore, ma è un arabo, no? E mi ha detto, mi fai questo numero perché c'è questa persona che, insomma, pare che, se vuole glielo passo. Ma e che vuole questo arabo da noi, scusi? No, niente di, non si preoccupi, sembra un bravo ragazzo. Sarebbe uno che fa l'incantatore di serpenti, no? E allora? No, dice che gli è scappato il serpente e che qualcuno gli ha detto che è entrato in casa sua, signora. Come scherzo è buono. No, ma non sono io che glielo faccio, io ora le passo questo signore qui e parli lei con lui. Oh, senta, mi sento male, non voglio di scherzare. Ma lei ha solo il raffreddore. E il serpente è casa mia. Pare che il serpente si chiami Filiberto. Ah,
Oh, guarda un po'. Sa come si chiama questo arabo? Mi ha detto, si chiama Puzz de Mrd, così. Sì, Davvero? Ora glielo passo subito. Sì. Oh, senta, e ci parli lei per me? Pronto, signora? No, Pronto? ragazzi. Io arabo, mio nome è Puzz de Mrd. Sì. Perso mio serpento Filiberto. Bravo. Non mi trattare così, io persona umana, Bravo. Oh, non c'è verso. No, con Filiberto oggi, in questa settimana, Filiberto non è potabile, non c'è verso di far credere alle persone, o quantomeno non dico credere, ma indurle nella tentazione veniale peraltro di chiamare Filiberto per tutta la casa. No, che c'è? Italia, informazioni. Poi c'è anche questa troia che per oglioni, vero? E quindi insomma, la cosa, vero, continua ad avere un carattere del tutto particolare, vero? Sì, ma io vado avanti perché chi si ferma è cornuto, e allora io vado avanti, sì, dunque. Però questa signora non ce l'aveva quantunque comunque con i fiorentini, è già qualcosa, no? Voglio dire, ci mancherebbe altro. Vediamo se qui qualcuno risponde, se non risponde, per carità. Pronto? Sì? Per carità di Dio, ma che è proprio lei? Ma chi parla? Dio mio, Madonna. Ma guarda, lei deve smetterla di rompire i coglioni, ha capito? Ora basta! Ma ora basta sì, ma ora basta, io guardi che questa è casa fria. Io la notte voglio dormire, ha capito? E me lo dice a me. Certo, io sono l'inquilino del piano di sotto, basta rompere i coglioni, ecco, basta rompire i coglioni. Ma noi si fa casino la notte. Sì, io sento dei rumori come il letto che cigola, cipin. Ma guardi che lei sta prendendo un ballabaglio, adesso glielo dico io. E poi delle voci, A me mi sa che questo lo fa lei, no, io magari, ora mi è venuto a irrompire, che devo fare? Sì, l'ho richiamata, tra l'altro, come dire, tra parentesi, per inciso. Sì, no, l'ho richiamata, fra virgolette, ma come vogliamo. Sì, ecco, sì. Rompire, Chi parla, prego? Ma dovete smettere di rompere i coglioni alla gente, perché io siamo la polizia, va bene? Anche lei ha detto rompire. Mi sembra anche lei abbia detto rompire. Non era proprio rompire, era molto rompere, per me era rompire comunque, poi si risente nella replica, Non ho detto niente, questa volta non ho formulato motto, non ho detto niente, ha fatto tutto da sé, poteva essere chiunque al telefono. Infatti ora la richiamo, vediamo se ha qualcosa da dire direttamente e io sto zitto. Pronto? Pronto, ma stanculo, guarda che io chiamo la polizia, Non rompi tanto il cazzo perché io chiamo la polizia, coglioni! Ma che si incazza di nulla? Come si incazza di nulla questi qua? Oh, mamma mia, andiamo oltre, qui ci hanno già rompito, sì, e come, via, sì. Perché si incazzano così? Non ho fatto niente. Sì, vabbè, gli ho detto che trombavano un po' rumorosamente, vabbè, a parte quello, voglio dire. Dio mio, fatti una risata, fatti una tromba. Questo è il 5 e io ti do 5 meno e ti rimando. No, non ti rimando, proprio ti respingo al prossimo anno. Ma questo è il 5, come si permette questo di dire questo è il 5 nella segreteria telefonica? Tu devi dire questo è un numero che non si dice in diretta e se volete richiamare comunque lasciate un messaggio dopo il segnale fatidicamente acustico, cosa che qui invece gli ha occupato e io continuo a far numeri, mentre parlo continuo a far numeri su numeri, anche sotto, sopra e un c'è verso. Madonna, segreterie telefoniche, numeri, questo è il 5, ma chi se ne frega, ma non ci rompire. Ma guarda, è una cosa allucinante,
è un film dell'orrore. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì? Scusi, io sono un regista cinematografico. Sì. Senta, mi chiamo Dario Alluminio. Io l'ho vista lei, mi servirebbe per fare una parte in un film. Io faccio film dell'orrore. Allora non mi interessa. No, perché non le interessa? No, assolutamente. No, ho bisogno veramente. Il film si cerchi qualche d'un'altra perché non sono il tipo. No, veramente, guardi, lei è una cosa che raggela il sangue. Io l'ho vista per la strada, ho detto quella deve essere la protagonista del mio film, la Befana Trullallà. Ecco, grazie della Befana. Arrivederci. No, non era per lei, lei faceva il Trullallà. Capisce? Sì, è arrivederci. una cosa meravigliosa, la pago bene, sono Dario Alluminio, il famoso regista. Cosa mi è venuto in mente ora? Dario Alluminio, sei un po' svilito come metallo, vabbè. Sì, io vorrei riprendere la linea. Ecco, stavo riprendendo, non veniva fuori nulla, ora è venuto fuori, quindi faccio un altro numero, madonna ragazzi, ma di tutto, quello che mi viene in mente dico, ma guarda te, la Befana, vieni di notte, no, ecco la Befana, ad arrivare alla Befana, ma insomma, per piacere, anche lei che si intromette sempre, anche questo è un elemento di disturbo che peraltro fa parte del sondazzo, è diventato parte integrante e ne costituisce una variante che certe volte serve come gag, e ho fatto un altro numero. Nel frattempo, ragazzi, il mio dito non si ferma mai, donne, i miei diti sono molto ambiti. Sì, no, è possibile che io dopo aver fatto il numero mi senta rispondere niente, proprio nessun segnale. Facciamo un'altra cifrettina, nemmeno dopo questa cifra, ne facciamo un'altra? Nemmeno dopo questa? Un'altra? Niente, numero lunghissimo, non arriva niente, ancora. Ho fatto 50.000 numeri, qui andrà avanti un bel po'. Finito? Non risponde niente, nessuno, è una cosa delirante, un delirio tremens che mi è preso. Ho fatto una trentina di cifre, poi l'ha smesso anche di registrarmele. Vabbè, non importa, facciamo un altro numero, per carità di Dio, questo è il 5. Se io aspetti il 9 di andare all'isolotto, abbi pazienza. Sì, vabbè. Vabbè, d'accordo. Ora questo è un numero vero a cui risponde una persona vera se è in casa, altrimenti. Pronto? 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 Sì? Ciao, come stai? Chi è? Sono un uomo che ti ama. Ma chi parla? Io mi chiamo Amedeo e... Ma ho sbagliato. No, ma come? Perché queste donne hanno perso ogni traccia di romanticismo, l'amore, l'antico amore che qualche volta forse avranno provato, il cuore che batte. Niente, ma non ha sbagliato numero. Ma che fai così schifo da non poter essere più amata da nessuno, nemmeno per telefono? Vergogna. L'ho richiamato, amata. Sì, ma guarda, è incredibile. Uno dice, ti amo, sono io. No, ho sbagliato persona. Non è possibile. Guarda. È andata a guardarsi allo specchio per convincersi che lei non può essere amata. È così brutta, orrenda, sfiorita, frollata. Ma perché dici ciò? Donna, c'è sempre la stagione dell'amore, non finisce mai. La stagione dell'amore viene e va, i sentimenti non invecchiano quasi mai con l'età. Vedi, guarda, è invecchiata improvvisamente, raggrinzita tutta come in un film dell'orrore e di fantasy, è diventata poi praticamente che cosa? Polvere, rimane solamente questa polverina che il vento dalla finestra con un po' di corrente dissolve. Addio Nini, è andata così. È andata così. Brutta è danzosa, no, ma è brutta, è danzosa, sopporto. Ho fatto un altro numero nel frattempo. Questo è un nome inglese.
ha un nome inglese, è inglese e non risponde. Che peccato, perché altrimenti avremmo potuto parlare del francese. Quindi niente da fare. Beh, facciamo un altro numero, ragazzi e ragazze, perché il sondazzo oggi è proprio pazzo, ma proprio pazzo, proprio. Va dove lo porta il vento e poi le ceneri che mamma mia, ma il povero arabo lo perdiamo sempre per la strada, ma lui è bonino, tranquillo, non si incazza, no, è tranquillino, sì. Pronto? Chi è? Pronto, chi è? Germano? Sì. Dimmi. Niente, tutto bene. Sì, lui non c'è, la tua moglie nemmeno, che no. l'altra è a Pisa e io sono qui. Non ho capito, la sua moglie nemmeno? No. E perché? Ma era andata stamane, ha detto che andava alla banca per i botti, cioè. Per i botti? Sì, che le scadevano i conti spaghetti, termini. le scadevano. E poi? E poi si aveva da andare a fare la spesa, ma non è ancora venuta, è l'una. Non è venuta? No. Ci mette molto a venire. Ma Come si fa? non lo so, ora sento l'ascensore, ma mi sa che sia lei. Ecco, aspettiamo un attimo, se lei poi me la passa. Sì. Va bene. Aspetto in linea qui. Come? Aspetto in linea? Sì. Sì, ma non è lei? Ma ora vado a vedere. Sì, grazie. Ma io non ho capito nulla, gente. Sì, è lei, vieni. Sì, è lei, è Germano, sì, vieni. Grazie. Io sono Germano. Arrivederci. Arrivederci. Germano? Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? 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 Ciao. Ciao. Ma sei mica te? Come? Mi fai ciao? Che non sono mica te. Mi hai fatto un ciao. Mi hai fatto un ciao che mi ha fatto rizzare due uccelli, mica uno. Scusa, mi fai ciao. E mi si rizza tutto qui. Poi dice sei mica te. Ma mica Germano. Ma non importa. Pronto? Pronto? Tutto Sì. bene con i botti? Come? Tutto bene con i botti? I botti? Ma con chi parlo io, Insomma, prima mi hai detto pronto, no, mi hai detto ciao, una cosa ma che... tu non sei Germano, testeremo, come stai? Perché sento anche male oltretutto. Infatti non ero Germano ma ero Remo, volevo sapere se prima o poi te ne accorgevi. Porca miseria, che non c'è la voce molto chiara. Come va? Bene, voi? Insomma, via. I bot? No, non erano bot. Cos'erano? CCD? No. CCD, CDU? No. Erano pronti controtermine che scadevano stamani e li dovevo rinnovare. Hai fatto bene. Voi sì che ci avete soldi. Infatti, ce ne abbiamo talmente tanti che siamo sempre in questa casa con la sua vecchia cucina e tutti i suoi vecchi mobili. Sì, perché come quei miliardari che accumulano tutto, poi quando muoiono ritrovano i miliardi sotto il letto. Sì, ma infatti, ma io non vorrei morire sempre qui con tutte queste cose vecchie, mi vorrei comprare qualcosa di nuovo. Sì, vabbè, lascia stare, i soldi servono ma non sono tutto, dai. È vero? Sì, io sento una voce così strana che non mi sembra nemmeno la voce di Remo. Non so nemmeno Remo adesso. No, nemmeno Remo. Quindi, dunque, ricapitolando. Invece chi sei? Allora, Germano non sono. No, Remo non sono. No, sei Brigazzi. Sono Brigazzi! No! Vedi che ci arrivi alla fine. Accidenti! Ma non è che si senta molto bene, insomma mi pigliate in giro. No, sono solo, sempre io. Germano non c'è, Remo non c'è, insomma, allora, insomma, no, vabbè, io voglio sapere alla fine chi sono io, Chi sono? Non lo so ancora. Sono Brigazzi? Non lo so, forse Brigazzi. Brigazzi? Sì. Forse. E se non fossi Brigazzi, chi potrei essere? Vediamo un po'. Strizzatela. Non lo so. Strizzatela. Dai, strizzatela. Non lo so chi sei. Non lo so chi sei. No, allora sono sconosciuto completamente? Ma mi sembra proprio di sì. Ecco, è vero. Non riconosco il timbro della tua voce. È vero. E io infatti, tu mi hai riconosciuto prima per uno, poi per un altro, poi per un altro infatti, ancora. Ma più parli e più ecco, non io, ti conosco. Infatti, io volevo sapere dove volevi arrivare. No, dimmi te dove vuoi arrivare. Io te lo posso dire subito dove voglio arrivare. Sono un po' ora confuso, ma io non mi aspettavo di essere scambiato per qualcuno che conoscevate. Ecco. Comunque, in ogni caso, mi chiamo Amedeo. Amedeo? Sì. Piacere. Piacere è tutto mio, ma tu
tu non sai quale piacere enorme. Ma insomma, Amedeo, scusa, di dove parli? Di dove No, chiami? io parlo da casa mia, sempre qua, Vale a dire? in città. Qui da Livorno? Sì, volevo dirti una cosa. Io sono innamorato di te. Oh, senti. Bello. La gallina ha fatto l'uovo, la gallina ha fatto l'uovo. Che telefonasse, Come? Sì? No, non è lui. Ti ha fatto piacere? Ma scusa Amedeo, Sì. ma te stai a spendere tutti questi soldi di telefono per una come me? No, Invece- io non spenderò solo questi, ma spenderò molto di più per ma senti. un regalo che voglio farti. Guarda, io ti saluto Amedeo, tante belle cose. Ma io ti amo, ma io ciao, ti amo. Ciao, anch'io ti amo. Sì, ciao. Allora amiamoci anche col corpo, oltre che con l'anima. Allora, ma chi sono io? Ma loro, dico loro, chi sono? E io chi sono? Chi sono io? Beh, ti dico la verità, io non so più chi sono. Io a questo punto ero Diomede, Germano, Diomede. Mi sembrava quasi una bestemmia. Diomede. No, dico, Germano, Remo, i birigazzi. I birigazzi. E poi era Amedeo. E questa sembrava, secondo me, ora questo era tagliato corto, ma secondo me quando ha detto ciao all'inizio, ragazzi, tutti i maschi all'ascolto hanno avuto delle erezioni selvagge, boing, si fa per dire, vabbè, d'accordo, a questo punto non voglio più sapere chi sono, basta, io so di avere una lettera, unica lettera che mi contraddistingue, G. Basta questa, non voglio più altri nomi, voglio solamente ricordarvi, visto che oggi è il 30 aprile e domani è il 1° maggio, che siccome domani non ci sentiamo alla radio, ve lo ricordo adesso, domani sera ci si vede a Empoli per una bella serata di questo tipo e molto di più, al Circolo Vizioso, bravi. Qualcuno stava di Germano o Remo o Birigazzi, no, al Circolo Vizioso di Empoli in Piazza del Popolo. Venite tutti, va bene? Ci si vede domani sera lì e ci si sente comunque venerdì col son da so ancora qui.